Per noi della famiglia Perulli è un onore e un grande piacere essere qui oggi alla presentazione del libro dei discorsi e gli interventi in aula 1970-1980. È un modo per ricordare la figura di un consigliere regionale che ha dedicato la sua vita all'amministrazione pubblica del Veneto, prima come consigliere e assessore provinciale e poi come consigliere e vicepresidente del Consiglio regionale. È un'opportunità della quale andiamo fieri, siamo grati alla Regione per aver realizzato questa pubblicazione e speriamo che il testo possa essere apprezzato e possa circolare per, come diceva il Presidente Ciambetti, insegnare anche diciamo, alle classi dirigenti attuali e più giovani quei valori e quelle prospettive che una persona come mio padre, ma molti altri come lui in quegli anni hanno portato avanti, hanno coltivato per il bene del nostro territorio, del nostro Veneto, della nostra regione, delle nostre istituzioni.